Una nuova manovra sta iniziando a prendere forza nei corridoi del mercato di Napoli e attira l'attenzione non solo per il nome coinvolto, ma per lo scenario altamente competitivo che si sta delineando. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento rilevante sul Napoli, sempre con l'obiettivo di offrire informazioni utili per comprendere il presente e, soprattutto, il futuro del club. Qui l'idea è andare oltre l'ovvio e mostrare come ogni obiettivo si inserisca in un progetto più ampio. Quindi lascia subito un like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché l'argomento di oggi riguarda una concorrenza pesante. Strategia di mercato e un giovane talento che inizia a essere conteso dai grandi club. Il Napoli è interessato a Marco Palestra, esterno offensivo di proprietà dell'Atalanta e attualmente in forza al Cagliari. Secondo Tuttosport, non si tratta di un interesse isolato o puramente speculativo. Esiste un vero e proprio filo conduttore tra ciò che il Napoli cerca oggi e ciò che proietta per le prossime stagioni. E il nome di Palestra emerge esattamente in questo contesto. Giovane, esplosivo e capace di attaccare la profondità. Rispecchia perfettamente il profilo di un giocatore che può crescere all'interno di un progetto ambizioso. Ma la sfida è tutt'altro che semplice. Anche l'Inter segue da vicino il giocatore e sta valutando seriamente un affondo per la prossima estate. Per i nerazzurri, l'interesse nasce da una chiara esigenza tecnica. Trovare un profilo in grado di garantire velocità, intensità e aggressività sulla fascia. Caratteristiche che l'attuale rosa fatica a esprimere quando Dumfries non è al massimo della forma. All'interno del club c'è la consapevolezza che le alternative utilizzate finora rispondono a funzioni diverse e non offrono lo stesso impatto in termini di progressione, creazione e finalizzazione. È proprio in questo scenario che entra in gioco il Napoli, con Giovanni Manna pronto a competere con decisione per il giocatore. Il direttore sportivo vede in Palestra un'opportunità strategica ed è disposto a sfidare non solo l'Inter, ma anche altri due club che stanno monitorando la situazione. Il quotidiano torinese descrive l'Inter in una fase di riflessione, divisa tra confermare l'organico attuale o intervenire con una soluzione più coerente rispetto al profilo mancante in squadra. Un incontro a Bergamo dovrebbe servire a capire la reale disponibilità dell'Atalanta a trattare, anche se esiste la possibilità che il club preferisca rimandare ogni decisione a fine stagione. Se così fosse, il tema tornerebbe sul tavolo con ancora maggiore forza. Oltre a Napoli e Inter, anche Juventus e Arsenal vengono segnalate tra le società interessate. Un fattore che potrebbe far lievitare la concorrenza. Per il Napoli, l'operazione rappresenta molto più di un semplice rinforzo, è una scommessa di medio periodo. Perfettamente allineata all'idea di costruire una rosa giovane, intensa e competitiva, capace di mantenere un alto livello sia in Serie A che nelle competizioni europee. Adesso voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Credi che Marco Palestra valga uno sforzo così importante in un mercato tanto affollato? Ha il potenziale per crescere e diventare una pedina fondamentale vestendo l'azzurro? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa al dibattito con la tifoseria. E se vuoi sostenere il canale e rafforzare ancora di più il nostro lavoro indipendente, considera l'idea di inviare un super thanks, il tuo supporto è fondamentale per continuare a portarti retroscena, analisi e informazioni esclusive.